Compiuto un altro passo avanti per il ritorno in provincia di Agrigento della gestione pubblica dell'acqua. A Palermo si è svolto l'incontro chiesto dal sindaco di Casteltermini Nuccio Sapia nella qualità di coordinatore dei sindaci agrigentini che hanno consegnato le reti a Girgenti Acque e l'assessore ai servizi di pubblica utilità Vania Contraffatto. All'ordine del giorno il percorso amministrativo da attuare per raggiungere l'obiettivo del ritorno in mano pubblica della gestione del servizio idrico integrato. Oltre a Sapia, la delegazione degli amministratori era composta dal sindaco di Licata, Angelo Cambiano, di Grotte, Paolino Fantauzzo, Racalmuto, Emilio Messana, Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, Montevago, Impastato. Per il comune di Agrigento presente l'assessore Mimmo Fontana e per Sciacca il segretario generale Carmelo Burgio. La delegazione ha deciso di convocare quanto prima una nuova riunione di tutti i sindaci per definire una proposta da inserire in delibera che individui sin da subito la delimitazione dei subambiti sulla base di criteri improntati ad economicità ed efficienza del servizio. In ogni caso l'intero iter sarà concluso in tempi brevissimi, sottolinea il sindaco Sapia. Intanto per i cittadini di Sciacca arriva l'ennesima mazzata sul fronte delle bollette idriche. La Corte d'Appello di Palermo ha ribaltato la sentenza del giudice di pace di Sciacca che nel febbraio 2014 aveva ritenuto illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa idrica e disposto la restituzione delle eccedenze non dovute, oltre agli interessi legali. A sollevare il caso era stato un cittadino. A seguito dell'atto di appello presentato dalla Girgenti Acque che ha impugnato la sentenza, il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'aumento retroattivo della tariffa come previsto dalla legge. La norma infatti prevede che i comuni deliberano le tariffe e le aliquote, ma se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso specifico, l'Ato Idrico ha approvato le tariffe il 20 giugno 2012, prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio fissato al 31 ottobre. Conseguentemente l'approvazione della tariffa è avvenuta con effetto del 1 gennaio 2012. È stata così accertata la legittimità della fattura e l'utente saccense è stato condannato ai pagamenti delle bollette e delle spese di giudizio.